davanti a tutti, in a Udine, dal Palazzo Patriarcale, uno dei più prestigiosi della città, e affrontiamo un argomento come il Seicento dal punto di vista artistico e le nuove lingue pittoriche di Giovanni Battista Tiepolo. Quindi i fevelin dal Seicento veneziano. Il Seicento veneziano, sotto l'aspetto artistico, è un'epoca complessa e verzelata, di esaltazione delle civiltà veneziane, induci a spies e di voltamenti progressivi, senza fermarsi verso la decadenza e la fine delle repubbliche, ma non delle sue glorie dal settore culturale. Vierte di una rara fase di pace e di dinamismo tra i diversi campi, specialmente in quella economica, si palese come una stagione fuori dal comune, dove che agli entri anzi il Friuli, che fa parte dai territori dominanti fin dal 1420 e che all'esprime dal corso del secolo XVIII, dopo una lunga fase di maturazione delle sue capacità artistiche, floridis in una regione periferica che è per tanti versi in daur, che si confrontano con le novità veneziane o de volte centri italici, a manifesta un'adesione più sintude all'ingaccio artistico della città lagunare, voltate dalle maniere più differenti. Si lo capisce che all'anti monumenti se li opere più significativi di che epoche, sparniciati non come dal chiaflug de patrie, la città di Udine, ma anche dal centri sfurlans spandus dal Friuli Veneto, di lungo li dossaris di separati dal fluntiliment, di qua e di là da laghe, fin dal confine con i territori imperiali. Un più stretto contatto con Vignesi si respira tra i diversi borghi importanti del territorio, dove che una floridura di palazzi, villis, come residenze prestigiose dal potere, dove che le ormai assimilate e clara duce la lesione auliche e celebrative dettate de capitale. Tanti soparis dei lineamenti cognosciuti appuntino il territorio e assemen trasportati di Vignesie dalle terre ferme frurlane. Alle possibili sono ridotte, grazie ai promotori di queste imprese edilizie e decorative, vale a dire tanti straordinari committenze che si disfin per dall'ustria vignese e gloria alle sue chiasate nobili. Bielzà dalla fine del Seicento era stata attiva a Udine e province un pittore chiamato di Fur, che aveva decorato a fresco una decina di palazzi de nobiltà furlane. Si tratta di Giulio Quaglio, originari dal lago di Como, che per designs, poco su poco più, ha dominato il panorama artistico udinese con le sue figurazioni energiche e vigorose, con un classicismo riveduto con accenti barocchi, altre volte con idee e conti più prosaici. La stagione del Quaglio, che aveva nobilitati internos di un evore di chiasi udinesi più importanti, a finisse in curto. Dal principio del Seicento, parlare udinese, citate e territori, sono ridotte decisive e è la competizione tra due famiglie, tradutti che nobili importanti dal Friuli del Timp, che si fanno la sfida per via di opere che hanno lasciato un segno indelebile. Si tratta dai Manin e dai Dolfin. Siorons e influenzi prince, i Manin, sicurs tal che ha la picca de politiche veneziane fino ai massimi chiaris, avvenì di un'antica famiglia toscana traplantate in Friuli e l'imponus dal zir di 4 secoli, tal chiaflug e de Vilis. A ottegni la nobiltà venete, a metà del Seicento, e entri in tal troppo dai patricis nuovs determinati a imponisi tal podere capitale. A esprimi la loro plena adesione a Vignese mediante architetturis maestosis ed impatt, a scominciare dall'ingrandimento delle residenze nobiliari de Ville Manin a Passarian, destinate a divenire le residenze private più grandiose dal Friuli, seconde per sontuosità dome alle villis delle immediate terre ferme lagunari, anche la Pisani a Stra. Naturalizzato veneziano è l'architetto Domenico Rossi, veneziani decoratori e scultori chiamati a rendere più siore e imponente. Per ornamentazioni pittoriche aveva però interpellato un pittore francese, Louis Dorigny,
che porta donge un accento internazionale eliseir, in linea col sviluppo del rococò florito di là des Alps. Il stesso troppo di artisti sarà impegnata in trasformazione dal presbitero dal Domo di Udin, una struttura grivie medievale convertita in grandi macchine teatrali tardo-barocche, grazie a interventi di Domenico Rossi, Giuseppe Bozzo, Abbondio Stazio, Giuseppe Torretti. Il Dorigny alfaserai sia i freschi ai aros dal core, tali cupoli dal presbiteri e compagni dal cupolin de schiale che va su da librerie dal Palazzo Patriarchiale in Udine. Per questo palazzo e per la sua realizzazione sarà acclamato l'architetto Rossi con sovoris, ma in questi incontri le circostanze acchiappano un'altra plea, per via dall'interesse e per l'implicazione di un nuovo protagonista, sia dei comitens dolfin nobili veneziani. Il Patriarcato di Aquileia, nasciuto come prestigiosa istituzione politica e ecclesiastica, aliere sull'imprinta della dominazione veneziana, predominanza dei nobili delle lagune, che dal Cinquecento usavano a sta a Udine, in un palazzo che sul principio del Seicento alvegnuste mettuta a questo per mettere in evidenza il lustre dei nobili possidenti e delle istituzioni che di resi. Per altri, a metà del Seicento, a causa di rivalità e zugs politici dei grandi potenze del tempo, la Repubblica di Vignesie e l'Imperio Asburgic alvegnerà paratiu e trasformate in una doppia sede con due arcivescovi di Udine e di Gurisse. Ma tanto per altri, in epoche de faschi ricapitolin, queste trasformazioni non erano succedute e si pensava che, grazie a un'impresa decorative compagne, il messaggio di giustificazione storica del patriarcato, la sua continuità e unità, poteva in essi determinanti per la sua preservazione. Dopo aver implicato il pittore veneziano Niccolò Bambini, paltelleri dal Suffi de biblioteche, con soggetti il trionfo delle divine sapienze, i Dolfin hanno chiamato donge giusto ben un giovane pittore cresciuto alle Lagunis, arlevs di mestri pittori come Lazzarini e Piazzetta, che aveva già lavorato per la famiglia Dolfin in te decorazione del loro palazzo in quel di Vignesie. La eccezionale presenza di Tiepolo a Udine e sarà destinata a cambiare il panorama dell'arte nelle nostre città e regioni. Aliera un artista, anche se giovane, bielzai nominato, bon di tirafur, con estri, abilità manuale e potenze espressive drammatiche, grandi stories. Di suoi primi provis, teleris una vore grange, taccas sui paresi più alti dai lux che davano a cet, mostraven il suo zen e la potenza del suo linguaggio, che però non impleava fuor contrasti tra classi scurs, tipici delle pitture del Seicento e della corrinda così nominate tenebrose. Ma a Udine succede anche che la menata il Tiepolo a mudare su nade. Le storie pitturate dal Palazzo Patriarchiale entro il 1726 e il 29, clamate dalla loro patriarce Dionisio Delfin, studiate e splendide, si inquarzin di un diverso uso dal colore dell'us, caregne sovrane. Lo scovirzin dal primo episodio della serie di stories, puestata sul soffitto del schialone, calmene agli appartamenti del patriarche. C'è si contie in queste successioni di stories. Al venga raffigurato un percorso di redenzione del genere umano dal peccato e la par dagli antichi patriarchi de Bibbie in queste missioni di salvezza, un impegno tenuto bon dai loro eres de storie, i patriarchi di Aquileia. Dal vestibolo d'ingresso il voli al va su, verso il soffitto del schialone. Montando su al plan nobile, la nostra vista è inchiappata su dalla luce dagli elementi architettonici, de decorazioni e figure, modellati dal zes, che nos portano verso i riquadri incornisati del colme dal soffitto. Tra medaglioni dentro i linee curvis, pitturati monocromatiche con episodi dalla Genesi,
in alternanze a stux che reclamin simboli dal patriarcato, la spade e il pastorale, si butta in fur con forze subitane l'episodio della colade dai agni ribelli. Lucifero e i siei avevano strummati aiuto al voet mediante la forza trionfante di un lusoroso agnul svindicatore inviato dal Signore. Un di questi trasgressori delle leggi divine, al tendur, si ingrampa alla cornise, ovvio din il suo braccio che al ven fur de parete e il procura di schiampà per non l'aiù, ma noi e si pues quintre la possancia de fuarcis dal ben. Strasecolast pastranamente che questo in top du di botta calamita in estris voi, entrin te sale dal trono, là che il visitatore da Siecent al varesio tutta una schiera di ritras attribuisa al tiepolo, che con grande destrezze immaginative si figura i lineamenti dai vecchi patriarchi di Aquilee, fin dal suo tempo. E infatti, chi davanti di me ha le ritratte di Dionisio Delfin, questo splendido committente. La vera maravè non spiete, per altri, te salis in banda questo ambiente. Si passin a piedi sorelle a Mont, entri tra la così chiamate gallerie dai ospis o gallerie dai foresti. A chi aspettava cui che voleva incontrare e discorri col patriarche. Una sala di spiete particolare, lunghe e strette, inondate dell'uso naturale, tu là che Juan Battista, che sa sfruttare, al mostra la sua abilità di pittore illusionista, buon di trasportarnos in un mondo vieri e fantastico, plen di suggestioni. Li vieris vicendis biblicis acchiappin una intonazione di flabe auliche, dalla trame e enfri fintis architetturis, prontadis dal pittor quadraturista Girolamo Mengozzi Colonna, finti sculturis, ritras, segnis ambientadis in paesaggi lusoras, pene suggeris in una sorta di horror vacui, oppure dal void, che non tibie, ma semmai e convertis un corridor di limitate vertidure in tune sorprese continue, leate in un'architettura insieme reale e fantastiche di curiose articolazioni. Tutti i segnis, ispirati ai fasti dai vieris patriarchis di Israele, antenasi de Heidi e di Aquilee, sono una ghioldude per voi e avvengono da c'è una disposizione cronologica e didascalica, ma con grande immaginazione e dinamismo. Al voli dall'osservatore alle fidati il compito di leai episodis riportanti i fasti imparati col studio della Bibbia. La capacità dell'artista consiste a arrivare a dominare e a mettere i diversi episodi, in te storie disponute al centro del soffitto, con sacrifici di Isaac, là che Abramo, fermato in maniera provvidenziale di un agno, sta per sacrificare il figlio stranito, calchiale l'osservatore con voi di scoccolast, tanche il rock d'onghie di lui. Di qualsiasi parte un all'occhiale, l'episodio al fas di leande con gli altri segnis, intanto che in basso, sulla parete più lunga, si disvolucino le altre storie. In faccia alla parete con i balconadis si danno di volte nichis con statue di profetessis, il ritratto dal committente, il patriarca Dionisio Dolfino e gli stemmis di Famè con 3 dolfins. Amerin cumò i 3 episodi principali, l'ant cui voi da urda il percorso dalla entrata fino in sompa alla stanza. Dall'imprin occhiatin Abramo, un evore vieli, in zinogla denanti 3 agnus, flandoros di luz sunt un nul, bions d'aur e bielons dai lor vestis liseirs e raffinats, dai color vivaros e contrastants, tignus fer di zois. Nos proietin in un'atmosfera divina. In sopra gallerie, un altro agnul, anche lui clare, lustri, con un fa sussiegata e imperiosa, e il vestito ricamato al cir Sara, che non arriva a crodi
per annunziare la sua prossima maternità. Alla vecchiute, rispose sdenteade, ma vistude con tune mute siore, con tun da quella raiere di fatte dal Siecento, si impie un rideccio che te illumina la muse. Non svendiridi per queste sorreazioni emotive di contentecce non sperate, plausibile, siglade dalla presince dall'agno. De scene più grandi, de pareti lunghe, incurnisate in maniere sontuose e insiorate in basso con un stemme animai fantastica, a me quasi chiappavite, o c'è invece Giacobbe, che fa da testimoni, chialando verso di noi, un strano acchiadimento, capitato dopo la sua schiampade con la sposa dalla presonia, lì che lo teniva il misseio. La protagonista è proprio Rachele, che viene presentata a chiaval di una siele, biel che plate so di queste, i due, portas vie prima di schiampare dal pari Labano, che gli domanda in daur con fuarce. Rachele, con la virtù de sua fede tal'unic signor, e imbroia il pari di squindon dal stesso Giacobbe, calchiale la scena straneat, pari a altri personaggi, come Lia, che ha 3 femmine di Giacobbe, con l'anfore sul braccio, di drete e cui si è frusse, riguardarsi in te conte bibliche. O vigin tiras dentro in quest case, in grazie dalle espressioni e posis dai tanti personaggi che azzirin attorno della protagonista Rachele, stralusinte dame bionde, biele come che conta la Bibbia, ma che trasformate in tune gentildone dal Siecento, che con grazia e snait di strada in berdè il pari, calà une muse inricciade. E sa me una scena di teatri, col tendon vierta gestre, i presins malfidens, compagni dai camei, in musonas come se fossero in personis, e frus curiosi, intanto che di che altre bande si vierce un paesaggio aereoso in un scenario arcadic e pastorale. Al par che la figura di Rachele è stata ispirata dalla stessa femmina dal Tiepolo, Cecilia Guardi, e il frut biondo, Giuseppe, al sedi il stesso figlio dal pittore, a sua volta identificata al personaggio di Giacobbe, una maniera di fare un ritratto affettuoso de sua famiglia mediante le sfiguris di altri stories. Scenis monocromatici su fond d'aur, similis a rilieves, nicis fintis cum profetessis, allein insieme personaggi più importanti. Intanto che sul soffitto vai rappresenti il sun di Giacobbe e la schiale che va su fino al cielo e dopo Agar dal deserto, la femmina che con Ismaele e darà une altre discendenze a Abramo che accompleti la conte. Une particolari sapienze narrative, la paronanza de prospettive, la bravura tal chiappà la tensione con color slursorose, displeasi in maniere lisere, savinte, alternasse e di spes complementaris, di sombris coloradis, a incein e a strin cui calchiale e al ghiolta la bravura dal sorprendente artista a produrre in plans narratives che a rinde insauride une conte bibliche une vore cognosciude e replicate, ma rindude a chi vive e immediate, presente. L'altro gran cimento narrativo dal Tiepolo, in che spalaccio, lo si scuvierce de così chiamate Sale Rosse, bielzà sede dal Tribunale Ecclesiastico, cui, mior dal savi e sorremestri in te Bibbie, il re Salomone poteva vegliessi di ispirazione ai patriarchis tas lor sentencis, e in questo contesto pitturate sul soffitto chiatino un'altra scene che rappresenta una prova di prominenza dal Tiepolo in una composizione di sotto in su che arriva a indrecciare voi al cil, fasinza mea al soffitto al tonon. Si tratta dal famoso Giudizi di Salomone, fresca dentro di una cornice a stuc prominente, dalle linee elaboradis. Apparoni in la scena due grops, disponuti a piramide, dal fondo di un mur blanco ornato di statue tirati d'onge, dos a dos. A compone il gruppo ascendente minor o chiatin dos feminis, che si contiene in un frutin, tenuto col chiav pariu di un uomo con una muse ruane, il boe, che lo chiappe per un pit e chiale vers di noi,
tiran sulla spade di sfodrade, intanto che un altro fruttin muart alle abbandonate sulla schialinade. La piramide più grande, vioduta di scurt, è costituita come strutture di una tende da mascade, tignude su di statuis, che fas de baldachin lì sotto alle sentate in tron il re Salomon. Con une corone ornate, mantil sontuosi, calschiunghi alla mano e al ponte l'indice verso il boe per fermare l'ordine. D'ogni re, una varia umanità componuta di vecchios, soldati, frus, che il bionta le forse un'altra volta il fi dall'artista, un nanul e un chian che assistono agli udissi. Ho inchiappaste narrazione, ipnotisati in plui dal moto eloquente ai protagonisti, anche dai vettori visuali, costituiti da figure di schene e dai personaggi più in basso che si sburtano fuori di traverse per via di miglior la scene, muovendo un po' l'attenzione alle differenti reazioni emotive de dos femminis. Una, mettuta in aur, con la chialada invelegnata, la Mari triste, che altre, la vera Mari, implorante, che con un motto ingroppato calmufi il cur, a impedisse il sacrificio. Il blu dal ciel, inghiavato di un nul color di rose, al fas di scenaria che ste conte grandiose, che non stira dentro, dominando la parte più alta dall'ambiente. Non si stenta a capire che questa narrazione è a dismoto l'ammirazione sclete di un pubblico studiato, seneoso di novità. Giovanni Battista Tiepolo ha scommesso con queste imprese una fase nuova, determinante della sua carriera, definita, non per caso, come la volta dell'uso rose, per colori sclars che riducono l'intop barocca de composizioni antecedenti, ma che non abbandonino la grandezza e l'eleganza classiche dei suoi contis, tornando ad alla lezione di un pittore esaltativo come il veronese, dal Cinquecento, rinfrescato mediante un tratto liseir e straviato, che al puarte una note fiestose, in contis aulichis e teatrals, che al pittore sicuro, con sveltezze e esteri. A lavorare anche molto tanto in Friuli il Tiepolo, col misurarsi subiti in te cappelle dal Sacramento, dal Domo di Udin. Cugnagni vivaros, cacchianti, le inti spartis e certi svolti sa venire fuori dagli scurnis, come che vigno dut in te serie dai agni ribei in un curioso tromplei. E anche eins dopo, tornando più volte, per opere a San Denel, a Cividat, dal Palazzo Caiseli a Udin, fino a siglare a metà del secolo un'altra opere mestre in assoluto, la decorazione delle cappelle picciole, oratori di purità di flanco dal domo. Giovanni Battista ha la pitturata fresca l'assunta dal soffitto e l'immacolata sull'altar maggiore dall'oratorio, invece il figlio Gian Domenico ha la pitturata monocromatica sulle dos paresi lungis, tanche fins relieves di storie bibliche per l'insegnamento ai giovani delle fede cristiane. Intendimento educativo sostenuto di un altro patriarca del film, Daniele, l'ultimo che ha chiappato sulla responsabilità di queste funzioni. Sarà lui assisti, senza poter opporsi, alla decisione politica voluta dalle due grandi potenze del tempo, Vignesi e Asburgo, di sopprimere, con la bolle in iunta nobis di Pape Benedetto XIV, io dinchi dalla pittura, alle mie spalle, la prestigiosa e secolare istituzione che tal lustri aveva data alla storia del Friuli. E scomincerà in queste maniere una nuova storia dalla Glesie in Friuli. Con questa importante commissione si siede la carriera di un artista che ha lasciato una grande olmete citata dal Friuli, una sorta di seconda patria per un pittore che ha lavorato in più di Vignesi, dove la calinata è cresciuta, a Milano, fino ad arrivare a operare in regioni lontane, in centri europei come Würzburg e Madrid. Di queste attività dal Tiepolo dal nostro Friuli noi siamo giustamente braurosi, perché la sua contribuzione autografe ha marcato una stagione artistica che non è stata facile ripetere e che ha dato l'infe vitale per più di un secolo all'esteri creativi di tanti arlevi dal nostro territorio, che con i loro mieci hanno potuto tramandare la sua grandiosità.